mostra presenta una selezione molto ampia del Fondo Succinski, cioè una collezione di fotografie realizzate da questo grande fotografo di origine austriaca e naturalizzato inglese, che nel 1948 e nel 1950 venne in Sardegna al seguito della troupe che fu incaricata di documentare la grande campagna antimalarica iniziata alla fine degli anni 40. Lui fu qua in quei 2 anni, cioè 48-50, e venne fuori una straordinaria documentazione, sia di tipo fotografico sia cinematografico, e Succinski fu, come dire, l'autore di entrambe le tecniche, nel senso che lui era prima di tutto un operatore cinematografico e poi anche un fotografo, un grande fotografo. E queste foto sono state acquisite dall'ISRE nel 2005 a seguito di un contatto che ho attivato io direttamente quando ero direttore generale dell'ISRE. Siamo stati con i miei colleghi a Londra e abbiamo concluso questa facile trattativa, perché lui era molto ben disposto, e sicché l'ISRE è venuto in possesso di circa 1000 fotografie, insieme peraltro ai negativi che riguardano la campagna antimalarica e a una quantità notevole, un'ottantina di stampe vintage realizzate appunto dallo stesso autore. E oggi finalmente siamo riusciti a realizzare questa grande mostra. Era necessario avere uno spazio adeguato e questo capannone dell'artiglieria secondo me è quello giusto, perché in fondo la campagna antimalarica che qui viene rappresentata è stata quasi un'azione militare, no? Con un generale che si chiamava Logan e poi tutta una serie di figure intermedie che dirigevano le sezioni, le divisioni sparse in tutta la Sardegna. E quindi questo era l'ambiente giusto e insomma siamo veramente molto contenti di essere riusciti dopo molti anni a realizzare questa mostra. Questa mostra è certamente un momento significativo per il nostro istituto, perché portiamo alla vista della città di Nuoro, della Sardegna e non solo, una mostra su Wolfgang Succinski che ha ritratto la campagna sulla malaria. Per noi rappresenta un momento certamente significativo, perché è un tuffo in un momento certamente storico e cruciale per la Sardegna, e oggi all'interno qui dell'artiglieria riportiamo delle immagini di una volta e saremo curiosi anche che qualcuno si riconoscesse nelle immagini che stiamo proponendo, perché abbiamo ipotizzato di fare una sorta come dire, di quiz, che chi si riconosce nelle immagini che noi abbiamo qui esposto avrà anche, diciamo, come premio un catalogo della mostra stessa. Quindi si tratta di una mostra appunto significativa e noi ci auguriamo che tanti vengano a vederla, perché ha rappresentato uno spartiacque anche nello sviluppo delle zone costiere della nostra isola, quella battaglia che fu fatta appunto dopo la guerra e ai primi degli anni 50.